Rampina Annalisa, Michelon Davide, Andreatta Daniela, Canello Luca, Fonti Giuseppe, Protopapa Maria Vittoria, Bertoni Giovanni, Andolfato Giorgia, Capovilla Pietro, Torresana Alice, De Zen Marta, Vaccaro Gabriele e Vaccaro Gianmaria. Tutti presenti 13. Scrutatori Pietro Capovilla e Marta De Zen. Passiamo allora al primo punto all'ordine del giorno, vale a dire la terza variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Do la parola all'assessore Pontin. Funziona? Sì. Ok. Adesso no? Sì. Ok, bene. Allora, partiamo col primo punto che riguarda le variazioni di bilancio. Allora, ci sono dei documenti in vostre mani che descrivono l'oggetto della variazione, le premesse relative a quadrature contabili. Avete anche il parere del revisore e poi una tabella che descrive le variazioni. Variazioni che andremo a discutere e a descrivere in termini di entrate e uscite, tenendo conto delle variazioni più significative in termini di importo ed escludendo, diciamo, quelle meno significative, quelle relative a storni contabili, spostamenti al centro di costo, capitoli, continuazioni centro di costo, capitoli, che sono meno significative dal punto di vista, diciamo, della valutazione politica di queste variazioni. Cominciamo con le entrate. Allora, alcune entrate sono state messe a bilancio dopo aver ricevuto i relativi importi. Nello specifico abbiamo un trasferimento dello Stato per i centri estivi diurni per 7.400 euro. Successivamente abbiamo maggiori introiti per 11.000 euro relativi all'occupazione del suolo pubblico e alla pubblicità. Introiti e rimborsi diversi per 11.000 euro aggiuntivi e il contributo da parte di BIM Piave per 40.000 euro. 4.500 euro che abbiamo ricevuto come contributo da privati che si riferiscono al libro che abbiamo pubblicato e che diciamo, è stato in parte finanziato privatamente. Successivamente ci sono soltanto delle partite di giro e direi che per le entrate il grosso è questo. Detto ciò, analizziamo invece le uscite. Un aumento di 10.000 euro per utenze e canoni di energia elettrica e 17 per spese di manutenzione del patrimonio. È chiaro, penso a tutti, che questa è stata una stagione piuttosto anomala dal punto di vista atmosferico, quindi abbiamo avuto aumenti sia per garantire il condizionamento negli edifici, lo sfalcio per esempio e la riparazione delle strade dovute a una fine primavera estremamente grave dal punto di vista degli eventi pluviali e d'altra parte un'estate estremamente secca che è succeduta a questa primavera, che ci ha portato quindi ad avere degli aumenti significativi in termini di bollette. Questo poi lo vedremo che più avanti ha impattato anche su alcune operazioni che abbiamo dovuto fare nella scuola. Detto ciò, ci sono una serie di partite di giro, di cambiamenti tra capitoli che riguardano cultura e servizi sociali, mantenendo l'importo finale complessivo inalterato, ma che sono state fatte per la particolare complessità della struttura che, come sapete, serve diversi comuni. Abbiamo un trasferimento al comune di Castello di Godolo per la manutenzione del sentiero di Gezzellini, che non avevamo fatto da un po', mi sembra. 2.000 euro, come dicevamo prima, di spese di manutenzione delle strade comunali, l'impianto di climatizzazione del centro anziani per 2.000 euro e poi l'arredamento della nuova scuola secondaria di primo grado di Via Solana per 16.000 euro che riguarda le tende. Il caldo quest'anno si è protratto
fino al mese di settembre in maniera molto pesante e siamo dovuti intervenire con, diciamo, la sistemazione delle tende. Alcune attività per 6.000 euro fatte nel cimitero, che però dovrebbero garantire nel futuro maggiori introiti, perché siamo andati a regolare, diciamo, la situazione, e questo è tendenzialmente quanto. Grazie. Non so se ci sono domande o interventi. Nessuna domanda, passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? Tutti. Contrari? Nessuno. Astenuto? Nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Passiamo ora al secondo punto, vale a dire l'istituzione della Commissione Comunale al Turismo. Allora, in vista anche del bando che ci sarà rispetto al distretto del commercio, è nostra intenzione costituire una commissione comunale, quindi composta sia da componenti del Consiglio Comunale, vale a dire 3, 2 per le opposizioni e 1 per la maggioranza, e 4 esterni, per andare a intanto fare animazione sul territorio rispetto appunto a questo bando, ma anche per riuscire a condividere e organizzare dei percorsi rispetto alla promozione turistica. Questo anche per andare poi a fornire all'IPA dei pacchetti già confezionati o quantomeno accompagnare con un prodotto già abbastanza definito quella che è l'offerta di Pieve del Grappa. Quindi la commissione appunto composta da 7 componenti, domani mattina già riceverete la richiesta di avere il rappresentante dei vostri 2 gruppi, e poi l'idea nostra è quella di fare un minimo di manifestazione di interesse aperta ai cittadini, in modo che gli operatori che chiaramente hanno un curriculum e un'attività inerente al tema possano candidarsi. Non so se su questo ci sono domande. Prego. Riguardo al punto 2 dell'ordine del giorno, l'istituzione della Commissione Comunale al Turismo, abbiamo alcune riflessioni da fare dopo aver letto la proposta di delibera. Vi leggo questo breve scritto che poi consegnerò al segretario comunale affinché provveda ad allegarlo alla delibera in oggetto, così che resti traccia scritta in un solo audio di quanto vado a leggere. Innanzitutto ci chiediamo come mai siano stati inseriti solo i commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale, omettendo il 6, 7 e 8. A nostro avviso non è possibile approvare questa proposta in quanto vi sono delle evidenti discrepanze tra quanto indicato nel regolamento e quanto inserito nella delibera. Alcune discrepanze sono perfino evidenziate all'interno della proposta di delibera stessa. Immagino l'abbiate letta e quindi avete capito a cosa mi riferisco. Riporto a beneficio dei cittadini presenti o chi ci sta seguendo in diretta o differita attraverso un mezzo informatico i passaggi principali. Il comma 3 dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale recita testualmente: i componenti delle commissioni sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale su designazione dei capogruppo consigliari, rispettando il criterio della proporzionalità. Se ne deduce che tutti i membri della commissione siano indicati dai capogruppo e che ciascun capogruppo ne indica un numero proporzionale a quello dei componenti del proprio gruppo. Però l'indicazione che viene data nella delibera e che si vorrebbe far approvare quest'oggi è la seguente. La commissione è composta da 7 membri, ovvero 3 consiglieri comunali, nominati su proposte dei capogruppi consigliari, e 4 membri esterni nominati dalla giunta comunale. Quindi si indica il numero totale in 7 membri, esplicitando che ciascun capogruppo indicherà un consigliere e che i restanti 4 membri saranno decisi dalla giunta comunale. Questo è ciò che abbiamo compreso dal punto in questione. Se così non fosse, poi magari ci spiegate cosa si intendeva con questa frase. Tornando a noi, se fosse come abbiamo compreso, non si tratterebbe evidentemente di designazione dei capogruppi e la proporzionalità non sarebbe minimamente rispettata, dato che il gruppo di maggioranza indicherebbe 5 membri su 7, avendo 8 consiglieri più il sindaco. Il gruppo di Viviamo Pieve, composto da 3 consiglieri, potrebbe indicarne solo 1, esattamente come il gruppo di Pieve Futura, composto invece dalla sola capogruppo. Il comma 5 dell'articolo 16 del regolamento riporta:
Di ogni convocazione viene data comunicazione al sindaco, il quale ha diritto di partecipare unitamente agli assessori e ai consiglieri comunali, previamente informati delle sedute. Qui si indica come il sindaco, assessori e consiglieri comunali debbano essere informati delle sedute e abbiano diritto di partecipare. Però nella proposta di delibera viene così indicato: il sindaco e gli assessori, previamente informati della convocazione della seduta, hanno sempre diritto di parteciparvi. Quindi è sparito il riferimento alla possibilità di partecipazione da parte dei consiglieri comunali. Il comma 8 dell'articolo 16 del regolamento, uno dei 3 commi che non sono stati inseriti nella bozza di delibera, riporta: le sedute delle commissioni comunali sono pubbliche e ad esse si applicano per quanto compatibili le norme di funzionamento delle commissioni permanenti. Di questo comma è stata mantenuta solo la seconda parte, cioè alla commissione si applicano per quanto compatibili le norme di funzionamento delle commissioni consiliari permanenti. Vi è quindi la volontà da parte della maggioranza di non rendere pubbliche le sedute della commissione? Questa è una domanda. Come abbiamo già dichiarato nel nostro primo intervento del 15 luglio, noi vogliamo essere trasparenti e lavorare nel rispetto della legalità verso una comunità che merita di avere risposte chiare, certe e in tempi rapidi. Così come è indispensabile rispettare le leggi, le norme e i regolamenti dello Stato, riteniamo che anche i regolamenti che questo Consiglio ha approvato vadano rispettati. Per riportare quindi all'alveo del regolamento tutte le norme istituite della Commissione Comunale Turismo, crediamo sia necessario rinviare l'approvazione di questo punto per avere il tempo di valutare come rendere proporzionale la presenza dei singoli gruppi consigliari. Nell'eventualità invece si decida di assegnare solo un membro su indicazione della capogruppo di Pieve Futura. E per poter uniformare il testo della proposta di deliberazione a quanto prescrive il regolamento consigliare. Grazie. Allora, poi magari interviene il segretario rispetto alla legittimità. Questa è la delibera di costituzione della commissione. Vengono riportati semplicemente i primi 3 capoversi dell'articolo, ma non è che sparisce il regolamento del Consiglio Comunale. È ovvio che vale tutto quello che c'è scritto nel regolamento comunale rispetto a questa commissione. Quindi non è che perché non è citato l'intero articolo non esiste, sono stati citati quei 3 per spiegare di che cosa stiamo parlando, di una commissione comunale. La commissione comunale viene costituita, sì, sentiti i capogruppo, e non è specificato in che proporzione, tanto è vero che abbiamo dato parità di rappresentanza a tutti e 3. Perché uno di maggioranza, uno di un gruppo consigliare, uno per assurdo siete 2-1 rispetto alla maggioranza. Viene invece dato valore all'apporto da parte dei cittadini, quindi i rappresentanti del territorio, non alla politica, perché è appunto una commissione non consigliare ma comunale. Allora, siccome ho detto, ma magari voi avevate già scritto il foglietto, ho detto che avrà fatto un avviso pubblico, quindi voi segnalate le persone e gli fate fare la domanda, chiaramente chiederemo un curriculum, chiederemo delle competenze specifiche sul tema e poi in base a quello si verrà fatta una scelta. Io non vedo dov'è che viene penalizzato, non viene rispettata la legge perché viviamo 2 rappresentanti alle minoranze e 1 alla maggioranza. Questo non l'ho proprio capito. Quindi rispetto a questo noi andiamo avanti con la costituzione della commissione così. Accendete il microfono perché dopo se no dite che non si sente. Ma quindi anche i consigli saranno pubblici? Cioè sarà tutto come da consiglio, da regolamento? Beh certo, il regolamento non è che... questa delibera non sostituisce il regolamento. Cioè, non è che ogni volta che facciamo una delibera dobbiamo citare tutto il regolamento, tutto lo statuto, tutte le leggi. Abbiamo fatto delle domande. Sia scritto, adesso non ho un ricordo così, che si applica la normativa se e in quanto compatibile la normativa regolamentare, quindi quello che non è disciplinato nella delibera ovviamente sarà disciplinato dalla normativa regolamentare. Essendo la prima volta che è stata costituita questa commissione comunale, avendo visto la delibera, giustamente noi abbiamo chiesto dei chiarimenti, non è che
Sono stato chiarito. Sì, beh, non è che avete chiesto dei chiarimenti, ci avete accusato di non rispettare la legge, di fare le cose in maniera non proporzionale. Eh sì, avete detto che è obbligatorio rispettare la legge, che le leggi non vanno cambiate. L'avete detto, l'avete letto, è qua. Cioè, insomma, non era un chiarimento, erano delle accuse e io vi ho chiarito che più che 2-1 di rappresentanza. Bene, passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? La maggioranza più il Fraccaro. Contrari? Astenuti? Il gruppo di Viviamo Pieve. Passiamo allora all'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Come prima. Contrari? Nessuno. Astenuti? Viviamo Pieve. Passiamo ora al punto 3, vale a dire l'affidamento in-house providing a favore della società Bimpiave Nuova Energia SRL per la gestione del servizio energia, gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali per la durata di 6 anni. Questa è una delibera tecnica, do la parola all'assessore in quanto appunto adesso vi spiega l'ordine. Sì. Allora, per quanto riguarda l'affidamento in-house della gestione calore, vi è tutta un'analisi normativa effettuata dallo studio GAZ legale incaricato da Bimpiave, che ha valutato e soppesato qualsiasi aspetto normativo. In sintesi, oltre a tutte le ragioni date dalla normativa in essere, c'è comunque la comparazione, la vedete nella delibera, con i prezzi Consip per lo stesso servizio, che nel caso specifico è servizio di fornitura calore, non è materia prima gas, è proprio fornitura calore. E il Bimpiave risulta appunto inferiore ai prezzi Consip, come appunto è indicato nella tabella della delibera. Gli edifici in essere vedete che sono la sede municipale di Paderno, la scuola primaria di Paderno e la scuola secondaria di Crespano. L'ex municipio di Paderno e la scuola primaria di Paderno hanno tutto un sistema, quindi per quello è rimasto anche in Bimpiave, di telecontrollo, quindi negli anni è stato effettuato anche un grosso investimento per fare questo impianto di telecontrollo e quindi si mantiene questo. Mentre per la scuola secondaria di secondo grado c'è una pompa di calore che ha una gestione molto complessa e quindi anche lì il Bimpiave ha le competenze per gestirla. Non so se ci sono domande su questo punto. Passiamo allora all'approvazione. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno, astenuto nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno, astenuti nessuno. Passiamo ora al punto 4, vale a dire l'approvazione della convenzione con il Rifugio del Cane del Comune di Ponzano Veneto per la gestione di servizio di ricovero, mantenimento, cessione definitiva e affido temporaneo dei cani vaganti e randagi. Questa è una convenzione che viene fatta da tutti i comuni della nostra ULS, che vede appunto nel centro di Ponzano il canile di riferimento e che praticamente viene rinnovata alle stesse condizioni, dove c'è un costo fisso di 0,015 per 0,16 per abitante e poi un tot al giorno per lo stallo appunto dei cani e randagi. Non so se su questo ci sono domande o interventi. Passiamo allora all'approvazione. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno, astenuti nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno, astenuto nessuno. Passiamo ora all'ultimo punto, vale a dire l'adesione da parte del Comune di Pieve del Grappa all'iniziativa Comuni Amici delle Api. Do la parola all'assessore Raccanello. Allora, con questa delibera il Consiglio Comunale si impegna ad aderire a questa iniziativa. Sono già stati iniziati dei ragionamenti e dei percorsi insieme agli apicoltori locali. È stato deciso di farlo in questa stagione in quanto è stata una stagione particolarmente difficile per quanto riguarda tutto il mondo delle api e tutto il mondo dell'apicoltura e questo gruppo decide di sostenere sia con iniziative, soprattutto con iniziative rivolte alle scuole
e con questo ci stiamo già confrontando con gli apicoltori, ma soprattutto di porre attenzione a tutte quelle buone pratiche sia agrarie che di amministrazione locale che vengono fatte sia sui cigli stradali, che questo è già da tempo che viene fatto, sia sulle alberature. Cos'altro? No, credo che... Non so se ci sono domande. Lodevole iniziativa, senza alcun dubbio. Volevo solo chiedere, siccome nella delibera ci sono appunto per l'eliminazione di piante infestanti e lotta alle zanzare senza l'uso di prodotti chimici, se non vada a cozzare con il regolamento rurale, il punto 26, dove si regola l'uso di prodotti chimici per appunto i parassiti. Perché allora, per quanto riguarda l'uso di fitosanitari, forse stai intendendo, questa delibera riguarda solo il periodo di fioritura delle piante. Quindi quando le api entrano in contatto con la pianta, che è solo durante la fioritura. Per tutto il resto della vita della pianta vale il regolamento rurale che abbiamo approvato non troppo tempo fa. ok, grazie. Queste non sono nuove norme, è semplicemente un andare a testimoniare e cercare di mettere in atto tutte quelle misure di attenzione verso appunto la biodiversità, in questo caso il tema delle api, che sono i primi indicatori della salubrità dei luoghi. Quindi questo non diventa un ulteriore vincolo, diventa semplicemente un volano per iniziare a ragionare su nuove pratiche che possano appunto favorire la biodiversità. È un percorso educativo e di crescita. No, certamente, ma siccome c'era stato chiesto appunto perché aspettavano la presentazione del regolamento rurale, se per caso si sa una data o si è prevista una data, chi opera nel settore ci ha appunto chiesto se per caso c'erano Conflitti no. dei conflitti, tutto qua. No. Si sa quando ci sarà la presentazione più o meno? Gennaio sai. L'anno nuovo. Bene, ci sono altre domande? Passiamo allora all'approvazione. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno, astenuti nessuno. Qui non serve l'immediata eseguibilità. Vi comunico che a seguito del rinnovo del comitato dell'associazione di gemellaggi ci vengono richiesti 2 componenti, uno in rappresentanza delle minoranze e uno in rappresentanza della maggioranza. Quindi domani faremo partire una richiesta ufficiale. Chiaramente dovete accordarvi tra di voi per individuare chi di voi 4 rappresenterà le minoranze nel comitato gemellaggi. Tutto qua. Bene, ringrazio il pubblico presente, saluto i consiglieri comunali e ringrazio tutti.